Brava papà. Allora, quando ci siamo trovati a Latina, a Pontigna, chiaramente, essendo io portavoce del Veneto in quella situazione, ma altre persone portavoce delle loro realtà, così dicendo, c'erano anche dei portavoci del Comitato Italiano Popolo Sovrano. Rispondendo brevemente, poi magari le passeremo via Facebook o in altre maniere gli 8 punti, ne elenco alcuni. Uno molto importante che penso che trovi riscontro in quello che ho detto io come portavoce del Veneto e che trova riscontro anche in quello che sta dicendo lei. Ripristino e rispetto della Costituzione. Sì. Portavoce del Veneto, Sì. allora, io non abito il Veneto, ma portavoce del Veneto significa portavoce del Veneto di Danilo Galvani, non del 9 dicembre, perché qua allora abbiamo parlato, non stiamo parlando di unione. Certo. Galvani, Ferro, Ferrieri. No, perché ha legato, Ferrieri c'è mai stato. Che ha legato c'è qualcuno che lo difende? No, un pezzo di però merda. lui era Ferrieri, non ha mai fatto il 9 dicembre. Danilo, Scusate, Danilo, se vogliamo scusi, essere onesti. Danilo, Che scusi. il 9 dicembre è stato fatto da chi ha legato Ferro e Galvani. Poi, oggettivamente, Ferrieri è arrivato 3 mesi dopo, se vogliamo dire la verità. Poi, se vogliamo dire la bugia, può arrivare pure Mussolini o Stalin 3 mesi dopo. tu hai citato un nome e Vabbè, allora è uno che proposta è stata da fare? è uno come te che sta cercando di stare alla lotta con tutti i suoi pregi, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi... Ok. Invece di stare qua a sindacalizzare, no, io sono il portavoce del Veneto, come sta dicendo te, io non sono portavoce di nessuno. Perché non si cerca un'intesa fra te, Galvani, fra Pinco Pallino di Ferrieri, fra Pinco Pallino di Carlo Gaspare, fra Pinco Pallino dei Sardi, fra Pinco Pallino di Mariano Ferro, invece di fare una lotta fra di voi, perché qua, no, scusami un attimo, una domanda, perché tu sei stato uno di quelli che ha dichiarato andiamo su RTS il 13, l'11 a mattina Danilo Galvani ha dichiarato di scendere a Roma. No, l'ho ascoltato io. Danilo, ti garantisco che non posso averlo detto l'11 perché io i permessi l'ho avuto il 14. Quindi io ho detto questa frase ma il 14. No, fammi finire, è importante, no? è importante, perché se sbagliamo tu i permessi l'ha avuto il 14, ti rispondo subito, il 15 a mattina che era domenica, Lucio che ha legato fece un comunicato che disse che lui a Roma non viene. Il 14 a sera Mariano Ferro in piazza Pordenone disse a Roma si va. è vero, confermo quello che dici. Ti stai dicendo la verità, è vero. Ok? Perfetto, bravo. Perché avete continuato a farvi la guerra fra di voi? Come sta continuando a fare te e come continua a fare loro? Allora, una data sola, il 5 ottobre, il 25 dicembre, una data, no aspetta un attimo, una data, e noi stare qua, il 5 ci vediamo a continuo, fate una data, tutti quanti, vi chiudete dentro una stanza, vi date 2 schiaffi tutti quanti, vi riprendete la vostra libertà di essere persone. Allora, hai fatto una domanda? Ancora, perché secondo me non stiamo parlando portavoce del Veneto, senza offesa, portavoce del Veneto, ma di cosa portavoce del Veneto? Di Danilo Galvani, perché il Veneto è spaccato? Ci sono quelli della Serenissima, ci sono il presidio di Paternelli, di dove sei tu? C'è Angelo Spano di un altro presidio, ci sono quelli di Cittadella, ci sono quelli di chi ce ne sono Vergina Nord e allora, cioè alla fine stiamo facendo una confusione. Allora, ogni persona che da un posto va in un altro posto come portavoce del Friuli, no? Collegato. Io abito nel Friuli, per farti un esempio, non è che sto condannando, poi sindacalizzando lui o te. Ma tu non puoi impedire a uno di organizzarsi. No. Non puoi dire a uno di dire io ho bisogno di 5 portavoci e parla. Ma così dici il molinetto e non dicembre. Allora, aspetta un attimo, tu qua adesso stai parlando con me e stai parlando con una gran parte del movimento. Io vorrei un'altra persona di quelli che hai detto che è in grado di parlare a rappresentare tutti quanti voi. Voi avete fatto una riunione, ditemi con chi dobbiamo parlare. Cioè avete scelto teste diverse, mi devi dire uno che può parlare, che di quello che stai dicendo tu, io condivido, uno, voi non ce l'avete, perché io non voglio parlare degli altri, però l'ho sentito anch'io e capisco quello che ha detto Ferdinando. Questa è la prova che voi non siete in grado di dire facciamo insieme questa cosa. Ma io te lo sto chiedendo. Oh, e allora c'hai ragione, però con chi dobbiamo dialogare? No, fermo. Invece di con chi dobbiamo dialogare? No, No, mica sta a
oh, mica siamo niente, Invece di stare a qua a sindacalizzare, questa è una merda. Pure io. No, io non dico questo, io non dico questo. Lo sto dicendo io. Attenzione, io non lo dico questo, lo senti tu, Oh, te lo sto dicendo io. Quelli hanno sbagliato tutti, compresi noi, non militanti del movimento, non voi, tra virgolette, leader. Abbiamo non c'entra il leader, abbiamo sbagliato. però tu mi devi far parlarmi. Io adesso io ti sfido, tu sei una persona, hai fatto una domanda, con chi dobbiamo dialogare? Mi fai un nome? Tu quando mi parlare l'80% al coordinamento parli con me o con qualcuno di noi? Io voglio fare la stessa cosa, qualcuno di voi, con chi parlo? Parla con me allora. Allora sei tu il leader? No. E allora, ma quello che dici tu non me lo puoi confermare perché l'altro non lo condivide. Io ho sentito un convertino dire una cosa e Ferrieri dire il contrario. Ho visto il Signore fare una proposta e uno dire un altro. Con chi dialoghiamo noi, Cristo benedetto? Con chi dialoghiamo noi? No, perché noi ci siamo organizzati così e siamo liberi di farlo. Scusa, non puoi parlare. Noi ci siamo organizzati. Fammi parlare. Noi ci siamo organizzati così. Ma non lo puoi più dire che noi ci organizziamo. Però tu devi fare un esame di cosa? No, non sto a dare ragione, non sto a fare la domanda sbagliata. No, c'ha ragione, c'ha ragione. Ha fatto una domanda pubblica e pubblicamente ce ne risponde. Però mi devi far parlare. Aspetta, cacchio, sei stato uno, non mi fa parlare a me. Tu hai fatto una domanda legittima. Giusto? Hai fatto una domanda legittima. Giusto? Oh. Io te lo dico perché qua bisogna dare pure a Cesare quello che è di Cesare e prendere proprio responsabilità. Se tu mi dici di riprendere Ferro, scusa, facci tu, che ha detto Ferro che sta con noi, Ferro, dopo quello che ha fatto, le belle foto che si è fatto con Renzi, se ne sta bene a voi, no, fermati, ma è diverso, è un po' diverso, io credo che la gente ci uccide se prendiamo quelle persone lì, però la richiesta è legittima, questa è la mia opinione, ed è personale, non è un diktat, ed è personale, però voglio dire una cosa, quando si dialoga si deve avere dall'altra parte una persona autorevole o un gruppo autorevole che porta una linea, che ci si magari pure si confronta in maniera diversa. Dov'è? Se tu condividi di fare un partito come l'ho fatto a Salerno o condividi di scendere esclusivamente in piazza con le bandiere dei centri sociali come l'ho fatto a Napoli o condividi di scendere solo con Forza Nuova? Dimmi, porca puttana! E queste cose sono inaccettabili perché anche loro hanno diritto di scendere, però sotto una bandiera unica che è quella e basta. E queste sono le cose che non si possono accettare. Però c'hai ragione, sono disposto a tutto io, non c'è problema. Sì, ma sotto quei concetti. Ma da cittadini però. Forza Nuova no. Bravo! E allora che faccio io? Vado a dialogare con un partito adesso? Posso farlo? Dimmelo tu, posso farlo? E allora ecco perché c'è sta questo problema. Lì oggi c'erano alcuni rappresentanti di un partito costituito e non sono presentati come cittadini, che è legittimo, perché saranno anche parte. No, ma lì no, si sono presentati come costituenti di Salerno, di un partito costituito. Smentitemi, Cristo, ma devi smentire, io sto dicendo una cazzata. Questa cosa preclude qualsiasi trattativa, non per simpatia o antipatia, magari sono meglio di noi, non possiamo fare quello che stiamo facendo. Se noi non cominciamo a essere maturi su queste regole, non si possono portare tutti, perché se porti tutti perdi il 90%. Eccolo qual è il concetto. Di fronte a questi concetti chiari, condivisi, senza bandiere politiche, attenzione, i sindacali, se hai ragione tu e condivido al 1000% il tuo discorso, ma se non c'è uno di questi passaggi, perché se noi diamo la possibilità a lei come partito di venire col suo partito, lo dobbiamo dare a tutti, non fai nulla, non muovi nessuno. No, è un comitato, no, scusa, il CRA si chiama, attenzione, ha fatto una domanda, il CRA si chiama, vedete Napoli, il CRA si chiama comitato, mi ha fatto un'accusa, ma io rispondo, comitato riuniti agricoli, registrato come comitato e non come associazione, e se è registrato in pubblico, andatelo a vedere, comitati riuniti agricoli, e così dignità sociale. È stato registrato come un movimento come precluso nello statuto di fare attività partitica, è registrato, andatelo a vedere, e il dignità sociale è quello che ha fatto il famoso blocco di 2 anni fa, il CRA è quello che ha vinto quelle battaglie a spese proprie per tutti gli italiani come Equitalia. Questi sono atti, sono fatti, poi possiamo essere criticati,
nessuna di queste iniziative è politica, cioè politica per la gente come questa, ma non partitica. Ecco la cosa. Poi, anche se qualcuno l'ha fatto prima, io non condanno chi l'ha fatto prima, c'hai ragione tu, puoi cambiare idea. Anche se qualcuno l'ha fatto prima, per carità, se qualcuno qua ha fatto un movimento 10 giorni fa, è legittimo, ma non può presentarsi in questa struttura come un movimento. Bravo. Allora, tu hai sentito con le tue orecchie, perché quindi io posso dire una menzogna, conferma che qualcuno non si è presentato come cittadino. Dimmi, è vero o no che qualcuno si è presentato come costituente di Salerno? È vero o no? È vero o no? Rispondi allora, tu mi hai fatto una domanda, rispondi, è vero o no? Vabbè, hai già risposto. No, mica poi fa un monologo però, No, c'ha ragione. Però si dobbiamo abbattere una cosa. Quelle risposte, quando me la date quella famosa risposta? Quale? La prima domanda che è stata fatta qui. Gli 8 punti, i famosi 8 punti, dai, andiamo avanti con legge, giustamente.